Lunedì 10 aprile, buonasera da prealpina.it. 6 incidenti, 20 feriti e il bilancio è ancora provvisorio. A Pasqua e a Pasquetta l'autolaghi si è rivelata una vera trappola e in tanti ci hanno passato in coda più tempo del previsto. Ci racconta tutto Luca Spriano con le immagini di Agenzia Blitz. Pasquetta di incidenti e code sull'autostrada 8 Milano-Varese ed esodo verso i laghi per il giorno di festa più complicato. Questa mattina tra le 10 e le 11 si sono verificati 3 schianti in rapida successione nel tratto compreso tra Castellanza e Gallarate. Numerose le persone soccorse, compresi 2 bambini piccoli, nessuno comunque ha riportato conseguenze gravi. Subito si sono formati lunghi incolonnamenti. Il primo incidente in ordine temporale è accaduto poco prima delle 10:30, coinvolte 7 persone, tra loro un bambino di 1 anno e una bimba di 5. Poi, quasi in contemporanea, poco prima delle 11, incidenti tra Castellanza e Busto e tra l'innesto dell'A36 e Gallarate. In questo caso 4 le persone soccorse. Super lavoro per i vigili del fuoco del VCO. Tra dispersi, incendi e cani da selvare sono stati 2 giorni davvero intensi. Il servizio è di Marco De Ambrosis. Incendi e dispersi, giornata di Pasqua all'insegna del superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale del VCO. L'ultima emergenza in ordine di tempo, quella di ieri nel tardo pomeriggio in Valle Vigezzo, con i pompieri del distaccamento di Santa Maria Maggiore impegnati nella frazione di Buttogno per spegnere un incendio di sterpaglie. Qualche ora prima l'emergenza era invece scattata per un'escursionista tedesca di 61 anni dispersa nei boschi di Cannobio. Partita da un campeggio, voleva raggiungere Canero Riviera passando dall'Alpe Pianoni, il Monte Carza e Viggiona, ma è finita in una valletta insidiosa tra l'Alpe Nigra e l'Alpe Gallona. Raggiunta da una squadra dei Vigili del Fuoco di Verbagna, l'escursionista è stata infine tratta in salvo. È invece terminato nel primo pomeriggio del giorno di Pasqua il salvataggio di 2 cani di media taglia nel comune di Crodo. L'allarme era scattato nella tarda serata di sabato da parte del proprietario dei 2 animali che li aveva individuati in difficoltà sopra una sporgenza di una parete impervia, raggiungibile in circa mezz'ora di strada a piedi da Verampio. Alle prime luci dell'alba i vigili del fuoco del distaccamento di Baceno, in collaborazione con una squadra del comando di Verbania, hanno avviato le ricerche di recupero dei 2 cani, che sono stati imbragati e recuperati a monte in sicurezza. Sempre in Ossola un altro intervento nella notte tra sabato e domenica per un principio di incendio ad un tetto di una casa a Bagno-Anzino. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e i volontari di Villa d'Ossola sono riuscite a spegnere le fiamme che hanno danneggiato 2 travi in legno della struttura vicino alla canna fumaria, da cui probabilmente è partito il rogo. Lievi danni alla casa, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Stava tagliando una pianta, ma qualcosa è andato non per il verso giusto. Sta di fatto che un 67enne è rimasto intrappolato sotto il tronco dell'albero su cui stava lavorando. È accaduto questa mattina in Valganna, nella frazione di Mondonico. Subito sono scattati i soccorsi. Un elicottero decollato da Como ha raggiunto la zona dove l'uomo si era infortunato. Inizialmente si temeva che le sue condizioni potessero essere gravi, poi fortunatamente le preoccupazioni si sono ridimensionate. Il 67enne è stato elitrasportato all'ospedale di Circolo di Varese, ma non presenta ferite o traumi particolarmente gravi. Lui era la mia roccia, la mia forza. La moglie Cinzia piange così Mauro Nangeroni, 57 anni, stimato imprenditore di Monvalle nel campo della lavorazione del ferro, rimasto vittima del tragico incidente avvenuto sabato all'Aveno Mombello. La sua moto, una Suzuki da strada diretta verso Cittilio, alle 15 si è scontrata con una Fiat Panda in via Varese, la SP 394 DIR, che collega la Valcuvia con il Lago Maggiore. L'auto ha fatto inversione a U perché il passaggio a livello era chiuso, ma nel frattempo la sbarra si è rialzata, la moto è ripartita ed è avvenuto lo scontro. Un impatto che non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato a terra e deceduto sul colpo. Il Sacro Monte, la Schiranna e il Luna Park sono alcuni dei luoghi scelti dai varesini per passare oggi una tranquilla Pasquetta. Ci racconta tutto Paolo Grosso, le immagini sono di Agenzia Blitz. Il picnic alla Schiranna con il lago, il mare di Varese da una parte e il Luna Park dall'altra. La classica gita al Sacro Monte e per i bambini una caccia al tesoro botanico da tutto esaurito dentro la grande bellezza di Villa Panza. La Pasquetta del capoluogo è andata così, a pranzo nel primo pomeriggio di oggi,
con tanta gente in giro anche da fuori città e da fuori provincia e anche dall'estero, con temperature non troppo alte ma comunque piacevoli. Al Sacromonte la passeggiata lungo il viale delle Cappelle si è conclusa per diversi gitanti con la brutta sorpresa di una multa, a riprova del fatto che l'accessibilità è il grande problema della montagna varesina. Mentre alla Schiranna, nel primo pomeriggio, i parcheggi a disposizione non erano ancora esauriti e si poteva lasciare la macchina in quello più esterno, a 2 passi dalla provinciale del Lago, per andare poi al Parco Zanzi e al Luna Park. Infine Villa Panza, dove la caccia al tesoro botanico, organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, ha visto un centinaio di partecipanti e i visitatori a fine giornata saranno probabilmente quasi 400. E sempre oggi a Busto Arsizio, prime corse per i cavalli che disputeranno il Palio domenica 28 maggio nelle scuderie 3 a Borsano. Ci dice com'è andata Elena Casero, le immagini sono di Federico Mari. Sant'Erasmo si è dimostrata la contrada più temibile per il Palio 2023. Il fantino Federico Arri ha fatto il vuoto dietro di sé con Afrodite, scatenata e imprendibile nella quarta corsa secca riservata ai cavalli puro sangue, sbaragliando la concorrenza e lasciandosi dietro Grey Fox con Dino Pes, che quest'anno corre con i colori di San Manio. Il Gran Premio invece ha visto primeggiare un Antonio Siri in gran forma, lasciando intendere che anche Legnarello non starà a guardare. Ma occhio alla Flora con un Walter Pusceddus sempre sul pezzo. Insomma, una giornata, quella di oggi, davvero appassionante al centro più che tre a Borsano, con le prime corse d'addestramento al Palio di Legnano. Quasi una quarantina di cavalli al canapo, sapientemente gestiti dal mossiere Gennaro Milone. La mattina è stata interamente dedicata ai cavalli puro sangue. La prima corsa secca ha stupito con la vittoria di Harry, seguito da Antonio Mula. Il Gran Premio ha visto passare in finale nella prima batteria Pes e Siri, nella seconda ancora Siri e Carlo Sanna, fantino bianco-blu. La finale è tutta appannaggio di Amsicora e Bighino che si aggiudicano primo e secondo posto sul podio. La seconda corsa secca ancora Siri al comando, seguito da Giuseppe Zedde che monta anche quest'anno per Sant'Ambrogio. Quindi nella terza corsa secca di nuovo Sanna e Zedde a primeggiare. La quinta corsa invece ha stupito per la rimonta di Giacomo Lomanto su Non so chi sono dopo una partenza falsa. Le 3 corse riservate ai cavallo anglo-arabi invece hanno visto primeggiare Andrea Sanna e Gabriele Lai, quindi Salvo Vicino e Marco Bitti. Infine primo posto per Gavino Sanna, seguito da Filippo Belloni. Chiusura con 2 servizi di sport. La pallacanestro Varese si interroga sulle condizioni di Reyes, elemento fondamentale in vista dei playoff. Giuseppe Sciascia fa il punto della situazione con le immagini di agenzia Blitz. Lo Peggiormenti si interroga sull'affidabilità della tenuta fisica di Justin Reyes in vista del rush finale verso i playoff. L'assenza del portoricano, bloccato da un nuovo problema al ginocchio sinistro operato a metà dicembre, che lo ha tenuto ai box per 6 settimane e lo sta costringendo a giocare a scartamento ridotto, soprattutto per quanto riguarda il ritmo degli allenamenti, impone delle scelte definitive per quanto riguarda l'eventualità di ricorrere al mercato di un eventuale rinforzo o comunque di un sostituto dell'atleta di classe 95. Sabato contro il Reggio Emilia, Varese ha perso la prima partita contro le squadre a lei inferiore in classifica. Una serata negativa dal punto di vista perimetrale, con il 21% all'arco, minimo stagionale eguagliato rispetto a Sassari, ma soprattutto una difficoltà costante nell'imporre il suo ritmo. La partita l'ha fatta l'Una Hotels, imponendo le cadenze sincopate perfette per esaltare la felicità dei suoi quintetti e del suo veterano Cinciarini, e Varese non è mai riuscito a dare la svolta. Sicuramente ha pesato anche la profondità, ormai sempre più scarna della panchina, solo 31 minuti dal Parco Italiani, Caruso, Di Nicolao, Di Brizzi e Ferrero, ma l'assenza di Reyes sta diventando un problema, anche se poi di fatto il giocatore manca da tempo. Aveva giocato già in condizioni precarie la Coppa Italia contro Pesaro, e a questo punto c'è da interrogarsi sulle tempistiche e la possibilità di un ricorso al mercato senza cambiare il format del 5+5 in vista delle 3 partite consecutive: il 16 aprile a Trieste, il 19 in casa con Brindisi e il 23 a Venezia. Infine la Pro Patria che deve ancora lottare per conquistare la salvezza. Le parole dell'attaccante Davide Castelli. Dove deve trovare le energie mentali e fisiche il gruppo per giocare gli ultimi 180 minuti della stagione? Io penso fisicamente ci siamo, ci manca un po' di calma a livello mentale, non dobbiamo avere troppe pressioni, farci
giocare come sappiamo noi, senza pressioni, e alla fine i risultati e la salvezza la troveremo domenica col Piacenza, sono sicuro. Questo è un gruppo che nelle difficoltà ha sempre reagito con positività e fiducia. Che settimana sarà in vista della sfida contro il Piacenza? Sicuramente non sarà una settimana piacevole, però cercheremo di lavorare a testa bassa, umili e sacrificandoci, preparando al meglio la partita e arrivare domenica più pronti possibili per la grande partita che ci aspetta. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!